decisa la data dei funerali dell'autista di Vazzola. Saranno martedì alle 15:30 nella chiesa di Tezze. Il paese e gli amici aspettano l'ultimo saluto. Anche noi vogliamo la verità, dicono. Blitz della Finanza di Venezia in un centro sportivo per paintball a Castelfranco. Il cane antidroga scova 2,5 kg di cocaina in un campo adibito alla pratica. Una discarica a cielo aperto, rifiuti industriali pericolosi sparsi in un terreno a Villorba, 49enne denunciato dai carabinieri. Riciclo ed economia circolare, inaugurato a Trevignano l'impianto di produzione e liquefazione del biometano da rifiuto organico, il primo con questa tecnologia nel Trevigiano. Il traguardo della nuova cittadella della salute potrebbe essere vicino. Il direttore generale Benazzi oggi ha disegnato la roadmap, martedì l'incontro con i collaudatori, operatività a Natale. L'ANA e Uncinetto entrano nel Day Hospital di Oncologia Il Caffoncello, il progetto per alleviare le ore di dolorosa attesa delle pazienti durante la chemioterapia. A Riese continua l'omaggio dei fedeli alle spoglie di Papa Sarto, oggi sindaci e amministratori locali in pellegrinaggio alle Cendrole. Svelato il percorso del Giro d'Italia 2024 che vedrà il Veneto protagonista nelle sue tappe decisive dal Bellunese alla doppia scalata su Monte Grappa passando per le colline UNESCO della Marca. In primo piano la tragedia del bus di Mestre. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di TG Treviso. Sono stati fissati per martedì pomeriggio 15:30 nella chiesa di Tezze di Vazzola i funerali dell'autista Alberto Rizzotto, su cui è stata anche effettuata l'autopsia. Le indagini intanto proseguono a ritmo serrato. Speriamo anche di riuscire a dargli un funerale degno di com'era la persona, ecco, tutto là. E com'era la persona? Una persona squisita, amico di tutti, buono, sì, persona fantastica. Tezze di Vazzola si prepara per l'ultimo saluto ad Alberto Rizzotto, l'autista morto nella strage del bus il 3 ottobre scorso a Mestre. I funerali si svolgeranno martedì pomeriggio alle 15:30 nella chiesa parrocchiale in Piazza dei Tigli. A officiarla con altri concelebranti il parroco Don Alberto Basso. Da queste parti tutti conoscevano e volevano bene a Rizzotto, sul corpo del quale è stata effettuata l'autopsia. Secondo prime indiscrezioni sembrerebbe esclusa l'ipotesi del malore, ma all'appello manca ancora il riscontro principale, ovvero l'esito degli accertamenti cardiologici particolarmente delicati e complessi. Questo uno dei punti principali, ancora tutto da verificare. In via dei Zacchi, dove il quarantenne viveva, i genitori Luigi e Maria Adele restano chiusi nel loro dolore. Ma le indagini proseguono su tutti i fronti. In attesa della maxi perizia su Garrail e strada, l'avvocato Massimo Malipiero, legale dell'amministratore delegato della società del bus, chiarisce come al momento non siano stati rilevati anomalie o guasti al mezzo. L'unica buona notizia sono le dimissioni nelle scorse ore di uno dei feriti ricoverati a Mestre, un 39enne di origini ucraine. Per un'altra paziente, una 27enne tedesca, è previsto il trasferimento in Germania nei prossimi giorni. E una parola sola riecheggia a Vazzola così come ovunque: verità. Presumo che come me siamo in tanti che cerchiamo di capire cosa effettivamente è successo, tutto là. L'operazione della Guardia di Finanza di Venezia e Baschi Verdi hanno scoperto a Castelfranco oltre 2 kg di droga e materiale vario all'interno di un campo di paintball. Vediamo. 2,5 kg di cocaina suddivisi in 16 involucri sotto vuoto, sepolti nel prato di un campo da paintball a Castelfranco Veneto, e in un container poco distante macchinari e materiali per il confezionamento della droga. L'hanno scoperto i Baschi Verdi della compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Venezia. Ci hanno scritto in forma anonima e ci hanno suggerito che ci poteva essere un'attività illecita che veniva perpetrata in quella zona, e siamo andati con i cinofili a controllare, appunto. L'area è gestita da un'associazione. È un'associazione sportiva dove si pratica paintball, quindi venivano visti dei movimenti strani e ci hanno scritto e noi siamo andati a controllare. Fondamentale l'aiuto dell'unità cinofila del gruppo Tessera con il cane antidroga Crypto. Abbiamo fatto una perlustrazione e poi il cane ci ha portato nel punto esatto e abbiamo scovato lo stupefacente. E la nostra componente cinofila è molto importante, anche perché tante attività non verrebbero mai svelate senza il loro aiuto.
La droga è stata messa sotto sequestro. Il legale rappresentante dell'associazione, un 35enne, denunciato. Il gestore è stato denunciato, ma non sappiamo se era consapevole o meno che all'interno dei campi c'era questa sostanza stupefacente che poi veniva venduta all'esterno. E noi restiamo a Castelfranco. Vivevano abusivamente all'interno di un prefabbricato ad uso cantiere. Siamo in via Melchiori, nelle vicinanze della stazione, i due cittadini del Marocco che ieri si sono affrontati con un macete. Per entrarvi avevano danneggiato la struttura, l'avevano adibita a dormitorio. Oltre ai due cittadini marocchini, militari operanti in collaborazione con la polizia locale hanno identificato altri 3 giovani, un tunisino, un marocchino ed un italiano, deferendo all'autorità giudiziaria tutti e 5 per invasione di terreni o edifici e per danneggiamento. Ieri i 2 marocchini di 27 e 28 anni si erano resi protagonisti di una violenta lite. Il più giovane aveva tirato fuori un macete brandendolo contro il connazionale. È stato fermato in tempo dai carabinieri e l'arma che avete visto nella fotografia è stata sequestrata. E poi a Villorba, con una discarica a cielo aperto, rifiuti pericolosi sparsi nel terreno, un 49enne è stato denunciato dai carabinieri. Il blitz è scattato nelle ore scorse. I carabinieri della compagnia di Treviso, con il personale del nucleo carabinieri forestali del capoluogo, si sono presentati davanti ad alcuni terreni a Villorba. A terra una vera discarica con cumuli di rifiuti speciali anche pericolosi. I militari si sono trovati di fronte di tutto: grandi elettrodomestici, pneumatici, parti di veicoli, scarti ferrosi, taniche di oli esausti e apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'area di circa 300 metri quadri è stata posta sotto sequestro. Nei guai il proprietario dell'area, un 49enne che è stato denunciato. L'autorità giudiziaria è stata informata, potendosi configurare a carico del soggetto l'ipotesi del reato di smaltimento illecito di rifiuti speciali. Parliamo ora di riciclo ed economia circolare, perché è stato inaugurato a Trevignano l'impianto di produzione e liquefazione del biometano da rifiuto organico, il primo con queste tecnologie in tutta la Marca. Sono 73.000 le tonnellate di rifiuto organico che ogni anno vengono trattate dal sito produttivo di Contarina di Trevignano, 130 quelle che ogni giorno vengono lavorate per la produzione di biometano grazie al nuovo impianto di trasformazione. Un investimento da 20 milioni di euro, di cui 19 finanziati dal PNRR. È innovativo perché in un unico sito mette insieme la produzione di 2 materie prime rimesse nel circuito produttivo in un colpo solo, quindi il compost da utilizzare nei terreni agricoli e il biometano da utilizzare per l'autotrazione dei mezzi di trasporto. Sono infatti 226 i mezzi che l'azienda impiega nella raccolta dei rifiuti nei 49 comuni del territorio, che saranno alimentati esclusivamente dal metano prodotto dalla struttura di Trevignano. È un ulteriore tassello verso l'economia circolare perfetta in questo ambito del rifiuto organico. Questo impianto era nato per dare una risposta a non mettere più i rifiuti solamente in discarica negli anni 90. Si è evoluto ed è stato inserito quest'ultimo tassello. Questo è proprio la finalizzazione di un impegno che quotidianamente esprimono tutti i nostri cittadini con la loro differenziazione puntuale e che noi adesso valorizziamo, dando proprio il significato che da un rifiuto si può arrivare a un valore importante, che è quello in questo caso del metano. Un impianto che guarda al futuro per garantire energia in modo sostenibile e liberarsi gradualmente dei combustibili fossili. Un primo passo che la marca muove nel suo impegno verso le zero emissioni e ridurre la dipendenza energetica dall'estero. Stiamo parlando proprio di utilizzare il rifiuto per far andare i mezzi. I nostri mezzi non vanno a raccogliere rifiuti, ma vanno a fare rifornimento direttamente nelle abitazioni dei nostri cittadini che conferiscono il rifiuto umido. Con l'arrivo dell'inverno e il ritorno delle piogge torna d'attualità il tema della pulizia, della gestione dei pozzetti e delle caditoie per evitare gli allagamenti, un problema che diversi comuni trevigiani hanno posto in un recente convegno alla Regione. C'è la maggior parte dei nostri comuni che non sa assolutamente, non ha conoscenza o lo ha in parte di come funziona la regimazione delle acque all'interno del proprio territorio o di come funziona la regimazione dei servizi acquedotto e fognatura.
Non sappiamo che fine fa l'acqua piovana che entra nei tombini o scorre lungo le caditoie. Una mancanza sottolineata dalla dirigente regionale a Mirano di fronte ad un parterre di tecnici comunali, ingegneri, architetti, giornalisti e sindaci. In ballo, è stato sottolineato, c'è la sicurezza idraulica delle nostre città. Perché ce ne accorgiamo come funzionano quando non c'è più acqua o quando ce n'è troppa. Perché non sapere dove passano le condotte significa non essere in grado di intervenire in caso di ostruzioni, che è tra le cause principali di allagamenti di strade e case. Una situazione confermata anche dai consorzi di bonifica, che quelle acque, se arrivano dalle condotte comunali, poi le devono gestire per l'agricoltura, ma anche verso il deflusso in mare. Perché abbiamo notato appunto che in quelle aree dove non c'è più competenza, non è competenza di consorzi di bonifica, non è competenza della regione, siamo in aree comunali o in aree private, i reticoli idraulici, meglio quelli dello sgrondo delle acque meteoriche, nessuno più li conosce. Da qui lo sforzo che la regione sta facendo per creare una mappa veneta delle canalizzazioni e dei sottoservizi, che diventa quasi un ricatto ai comuni alle prese con le pianificazioni urbanistiche dei prossimi anni. Non possiamo pensare di continuare a costruire, a realizzare e non sapere qual è lo stato dei nostri sottoservizi e dei nostri servizi primari. Allora, con questo testo unico abbiamo fatto una forzatura, quello di redigere e allegare anche il piano delle acque. Chiaro quindi il messaggio ai sindaci, di conseguenza ai cittadini: niente piani regolatori se non studiate e ci dite dove passano le vostre acque. Bando Caldaie si rinnova a Cassugana, 30.000 euro di contributi a fondo perduto che potranno essere rimpinguati. Obiettivo: incentivare i cittadini a sostituire gli impianti più vetusti. Dal 2019 a oggi sono state 451 le caldaie sostituite a Treviso grazie ai contributi a fondo perduto per l'efficientamento degli impianti civili a gasolio, GPL o metano stanziati dal Comune, che con la stagione fredda alle porte rinnova il bando con l'obiettivo di favorire l'installazione di nuove caldaie o pompe di calore che facciano risparmiare in termini economici ma soprattutto riducano le emissioni in atmosfera. È una cosa importante che peraltro ci ha premiato molto a livello europeo, perché è la fonte di inquinamento ormai primaria per la nostra città, e quindi continuiamo, mettiamo 30.000 euro e poi vedremo a seconda di quante domande riceveremo per rimpinguare questo fondo. Finora Cassugana ha sostenuto su questo fronte un investimento di 900.000 euro, uno sforzo apprezzato dai cittadini che, come dice Manera, è stato accolto con favore anche dagli assegnatari del riconoscimento European Green Leaf 2025. La qualità dell'aria intanto sta lentamente peggiorando in queste settimane, ma in aiuto arriveranno le piogge dei prossimi giorni. Siamo in una situazione un po' particolare perché è un ottobre molto caldo, quindi ci aspettiamo la riduzione delle temperature. Soprattutto ai bandi precedenti abbiamo avuto tantissime richieste, abbiamo sempre esaurito i fondi e quindi continueremo in questa direzione. Ormai non restano grandi impianti da sostituire a gasolio, però sicuramente il rinnovo di quello che sono le caldaie è un dato fondamentale per la nostra città. Ben presto sarà dunque tempo di riaccendere gli impianti di riscaldamento, termine per presentare la domanda di contributo il 4 novembre. Nel frattempo l'inverno 2023-2024 sarà il banco di prova anche dei miglioramenti legati al 110%. Vedremo qual è il riscontro del 110, perché ormai questi impianti andranno ad attivarsi e quindi avremo un'analisi completa di quello che sono i dati ambientali della città. La cittadella della salute, un traguardo che potrebbe essere vicino, lo ha annunciato oggi il direttore generale Francesco Benazzi. Natale in cittadella? Certamente sì, direi proprio di sì. Natale in cittadella della salute, questa volta il direttore generale Francesco Benazzi sembra non avere alcun dubbio. È stato fissato infatti per martedì prossimo l'ultimo incontro con i collaudatori, da quale dipenderà l'autorizzazione all'esercizio, un passaggio delicato ma che rappresenta l'ultimo scoglio da superare per il trasferimento definitivo dei reparti. Si fa il collaudo, passato il collaudo si chiede l'autorizzazione all'esercizio alla Regione Veneto, che poi deve dare per entrare intanto un'autorizzazione provvisoria, perché vorremmo entrare per novembre ovviamente, se è tutto a posto come spero e immagino lo sia. Era il 29 dicembre 2022, primo taglio del nastro della nuova cittadella della salute. Il trasferimento dei reparti doveva essere a giugno, poi il posticipo a luglio, il prolungamento al mese di agosto. Ora all'orizzonte il traguardo con la fine del collaudi. Nel nuovo monoblocco, cuore della cittadella, troveranno posto tutte le funzioni a maggiore intensità di cura e complessità tecnologica, sale operatorie, terapie intensive, degenze chirurgiche, diagnostica per immagini e radioterapia.
ma anche l'ospedale della mamma e del bambino con l'area parto e le degenze di ostetricia. Ringrazio tutti perché abbiamo lavorato tutti ovviamente dopo l'episodio che c'è stato, che abbiamo dovuto ricalibrare tutto l'impianto elettrico, quindi è stato fatto un grandissimo lavoro dalla parte delle imprese e devo dire che secondo il mio punto di vista martedì ci daranno dei collaudi positivi, quindi senza nessun ovviamente tipo di prescrizione. Treviso contro Mestre, la partita di calcio di domenica dopo l'ordinanza della questura relativa al divieto di vendita alcolici per i bar della zona. Il Comune ha pubblicato in queste ore una nuova ordinanza relativa alla viabilità. Dalle 8 alle 18 di domenica è previsto il divieto di sosta su via Foscolo in entrambi i lati, via Siora Andriana del Vescovo, viale Nino Bixio, intera area curva stadio. Divieto di circolazione dalle 13 su via Ugo Foscolo, via Zenson di Piave, Bretella parcheggio ex Telecom, via Sora Andriana del Vescovo, dall'ingresso del PUT per l'intero tratto. Tutte le deviazioni saranno ovviamente segnalate in loco. Ha aggredito e minacciato un operatore che lo ha pizzicato sull'autobus senza biglietto. Un 35enne è stato condannato. Intanto contro furbetti e bulli MOM mette in campo una decina di steward. Dovrà pagare ad un dipendente MOM 2.000 euro e altri 3.700 per le spese legali e generali. È stato condannato per esistenza pubblica ufficiale un 35enne nigeriano che nell'aprile del 2020 aveva minacciato un operatore durante un controllo. L'uomo era sprovvisto di biglietto e nel redigere il verbale di contestazione il controllore aveva chiesto la carta d'identità al 35enne. Di tutta risposta il cittadino extracomunitario aveva iniziato a dare incandescenze e a minacciare il dipendente MOM con frasi tipo «So chi sei, vengo a trovarti a casa». L'intervento della polizia poi è la denuncia dell'uomo che dopo 3 anni è stato condannato. Come azienda procediamo e continueremo a procedere nel denunciare atti di violenza o minacce verso il nostro personale affinché questi atti non restino impuniti, ha spiegato il presidente MOM Giacomo Colladon. Non solo, proprio per garantire la sicurezza e per combattere l'evasione, dall'inizio dell'anno scolastico MOM ha messo in campo 10 steward a terra a coadiuvare l'azione dei controllori MOM. L'attenzione quindi all'evasione è un'attenzione massima, abbiamo le guardie giurate che abbiamo ingaggiato perché anche il discorso della sicurezza oltre che del controllo è un aspetto molto importante e quindi stiamo mettendo in campo tutta una serie di iniziative che devono portare ovviamente a far capire alla gente che per salire in autobus bisogna avere o l'abbonamento o il biglietto. Sempre con un fine educativo si affiancherà una nuova campagna di comunicazione a bordo bus. Non ce l'ho perso. Da oggi non ci sono più scuse. Sono alcuni degli slogan che puntano direttamente al target di studenti e famiglie contenuti nei manifesti posti all'ingresso dei bus con cartelli all'interno. Insomma, non ci saranno più scuse. Controllori e steward sono già in azione. Noi sappiamo anche quali sono le tratte più a rischio nel nostro servizio. E quindi l'impiego soprattutto di questi vigilantes sono sulle tratte che hanno delle difficoltà proprio sulla sicurezza, perché abbiamo i nostri ovviamente autisti che ci hanno comunicato le problematiche e noi stiamo impiegando soprattutto queste persone in quelle tratte particolari. Ci sono anche diversi trevigiani tra i sanzionati dal Velox lungo la strada del Santo. Siamo nel comune di Cadoneghe. L'associazione Alt Velox certifica nei primi 26 giorni di funzionamento 41.000 multe. Vengono da 30 comuni diversi i multati di Cadoneghe. Si sono contati in una chat di WhatsApp che fa da coordinamento per informazioni e manifestazioni per cercare di capire la loro provenienza. Se per la maggior parte sono della provincia di Padova, tra di loro ci sono anche trevigiani di Morgano e Castelfranco Veneto e vicentini di Arzignano, Sovizzo, Torri di Quartesolo e Trissino. C'è addirittura un multato di Milazzo in provincia di Messina, un fenomeno che travalica quindi i confini regionali. Tuttavia la problematica esiste, nessuno la può negare e siamo entrati in questo vortice e speriamo di uscirne il più presto possibile e uscirne bene, perché siamo convinti di quello che si dice, quello che noi manifestiamo, quello che esponiamo è che queste multe devono essere archiviate, annullate.
un numero destinato a crescere quello dei multati, dato che in questi giorni sono ripresi gli invii dei verbali che potrebbero arrivare fino alla fine a un totale impressionante di 90.000 se fossero confermate le proiezioni fotografate dall'associazione Miglior Tutela Autovelox, che sulla base delle multe che sta impugnando in questi giorni ha realizzato questo grafico che evidenzia come solo nel primo giorno di esercizio, il 23 giugno, i Velox abbiano elevato 7.662 multe, arrivando il 18 luglio, dopo 26 giorni di esercizio, a 41.174. Siamo alla politica. Potrebbe essere che Zaia scelga di andare in Europa. La Lega avrebbe tutto l'interesse a candidarlo come capolista. A dirlo, guardando alle elezioni europee 2024, è il numero 1 di Forza Italia in Veneto, Flavio Tosi, che parla anche del suo futuro. Lo ascoltiamo. Io, se avessi la possibilità di tornare in Veneto a Verona, ci torno domani mattina. In Veneto e a Verona, però, ha detto. In Veneto a Verona, perché dovrà essere Forza Italia a decidere, perché appunto sono sempre stato uomo di partito, anche di un partito diverso, e quindi sarà Forza Italia a dire cosa dovrà fare Flavio Tosi, che sia in Veneto che sia a Verona. Tornare in regione, meglio ancora nella sua città dove è stato sindaco per un decennio, sembra questo l'obiettivo politico e personale di Flavio Tosi, oggi deputato e numero 1 di Forza Italia in Veneto, incalzato dal vice direttore Avarino Aringa. Il coordinatore degli azzurri gioca a carte scoperte anche su una sua eventuale candidatura alle europee del 2024. Se fosse, quindi appunto può essere che sì, può essere che no, se fosse sarebbe una candidatura di servizio, cioè non una candidatura per andare in Europa, perché appunto mi sono già dimesso una volta, potrebbe essere una candidatura come feci quella identico di quella volta con la Lega nel 2014, identico a quella volta, dai una mano al partito a crescere. Una candidatura non di servizio ma effettiva potrebbe invece essere quella di Luca Zaia, dice sempre Tosi, guardando di fatto alle mosse della Lega. Se candida capolista Luca Zaia nel nord-est, insomma, Luca Zaia aiuterebbe molto la Lega a limitare i danni. Ma ripeto, potrebbe essere una candidatura assolutamente vera, perché appunto finendo fra poco il ultimo mandato in regione, è anche plausibile che scelga di andare in Europa. Un ragionamento ad alta voce che dà per scontato un passaggio, ovvero che resti il limite del terzo mandato consecutivo per i presidenti di regione. Nel dubbio, Forza Italia continua a ingrossare le sue file con nuovi ingressi che in Veneto stanno creando diversi mal di pancia interni. Tosi stesso non li nega con uno spunto autobiografico. Io grande rispetto dell'uomo di partito per chi è da 30 anni iscritto, ma per chi lo è davvero e chi lo è rimasto sempre iscritto continuativamente, e per quelle persone proprio il massimo rispetto, ma questo non vuol dire che non può entrare, non deve entrare qualcun altro che ha gli stessi valori, che ha del consenso sul territorio e aiuta Forza Italia a crescere, perché Flavio Tosi è l'esempio. Andiamo in pubblicità, a tra poco. Ben ritrovati con l'informazione di TG Treviso. L'ANA e Uncinetto entrano al Day Hospital nel reparto di oncologia per curare anche l'anima, oltre al corpo delle pazienti che sono in cura. Vediamo. Ingannare il tempo dell'attesa, condividere un progetto, concentrarsi su forma e colore. Questo dono, un ferretto da uncinetto, gomitolo di lana colorata ed uno schema, è il frutto di un patto di collaborazione tra Acto, Associazione Pazienti della Rete Alleanza contro il tumore ovarico, Ospedale Cafoncello di Treviso e Gomitolo Rosa. I primi kit sono stati consegnati questa mattina, palpabile l'emozione tra le pazienti. Sarò la prima ad utilizzarlo. Acto nasce proprio dalla volontà di Petra De Zanet e di altre sostenitrici come lei, pazienti che questo percorso lo hanno fatto o lo stanno attraversando. Invece di bruciare lana di scarto dei lanifici, i gomitoli entrano nei reparti di Day Hospital e Oncologia per essere donati alle pazienti proprio con l'obiettivo di aiutarle a liberare la mente. Non è solo il tenere in mano un libro o peggio un telefono o un tablet, ma anche proprio un colore
qualcosa di vivo, di caldo, che ci fa anche ritornare un po' a un ricordo di quello che era il calore della famiglia. Diagnosi di tumore che sono in costante aumento. E qui a Treviso vediamo circa 1500-1600 pazienti nuovi all'anno, anche i tumori ginecologici anche grazie, diciamo così, all'attività che facciamo di collaborazione arrivano di più qui a Treviso, per cui diciamo il numero che vediamo è sicuramente in aumento. Le creazioni serviranno anche a sostenere la ricerca oncologica, coinvolto anche il comune di Silea che porterà il progetto di lanaterapia 2 volte a settimana anche all'interno della rete a sostegno della disabilità. Sindaci da tutto il Veneto in pellegrinaggio, siamo a Riese per rendere omaggio alle spoglie di San Pio X. Vediamo. Oltre 70 sindaci da mezzo Veneto, esponenti di provincia e regione, per rendere omaggio alle spoglie di Papa Sarto nel santuario di Cendrole di Riese Pio X. La partenza dal municipio di Riese in testa ai gonfaloni di tutti i comuni presenti e poi gli amministratori e le amministratrici uniti in un pellegrinaggio di grande spiritualità. Non ho mai visto un'affluenza di gonfaloni e di sindaci come oggi, e questo non è sicuramente merito mio, ma è merito di questa grande figura che ha riunito intorno ad essa questa carica, questa voglia di esserci, anche in rappresentanza delle tante comunità che sono già giunte qui a Riese. Fino a ieri avevamo superato le 30.000 presenze e quindi stiamo vivendo un momento surreale in senso positivo del termine, quasi anche tanti che vengono ce lo dicono, chi ha la possibilità anche di percorrere il percorso che arriva qui dice è un momento di grandissima spiritualità. Per chi ha fede e anche per chi non ce l'ha. Un momento intenso ricordando quello che fu definito il pontefice della pace, messaggero di pace, pace di cui mai come oggi c'è così tanto bisogno. Io credo che oltre purtroppo ai grandi problemi di cui siamo tutti quanti ormai testimoni, credo che la pace si inizi a costruire a casa propria, anche nell'atteggiamento che si ha verso le altre persone, anche nei social, anche là avere un atteggiamento di apertura, di dolcezza, di gentilezza serve ad aiutare la pace. È un insediamento che ha lasciato Pio X. Secondo me il suo stile di sobrietà, di umiltà, di grande semplicità che ha sempre portato avanti da cappellano di Tombolo fino a diventare sommo pontefice è quello a cui noi ci ispiriamo e secondo me è quello che rimane di più della sua figura nella gente semplice, nella devozione popolare. E i pellegrinaggi sino al santuario di Cendrole saranno possibili sino a domenica con l'ultima giornata del ricco programma della Peregrinatio Corporis di San Pio X e la chiusura con la Santa Messa officiata dal cardinale Pietro Parolin. Taglio del nastro questa sera per la personale, la retrospettiva di Juti Ravenna al Museo Bailo di Treviso, scorci di Venezia e di Treviso di un artista in mostra a 50 anni dalla sua morte. Alla presentazione questa mattina era presente il figlio Luciano. Che lui si trasferisce a Treviso a più di 50 anni dopo che sposa la vedova di Sante Cancian, la signora Rina, e quindi lascia gli studi, gli atelier degli artisti di Venezia e inizialmente si trasferisce nello studio proprio del defunto amico Sante Cancian. Una mostra in divenire che prende forma con lo studio e le scoperte sulla vita di Juti Ravenna, artista originario di Annone Veneto che giovanissimo frequenta la scuola di arti e mestieri di Motta di Livenza. La primissima formazione, la vita veneziana con gli studi e poi la sua Treviso di acque e botteghe. Nei suoi dipinti c'è la campagna trevigiana. Juti Ravenna è proprio una grande scoperta, un artista straordinario che viene presentato al pubblico dopo Arturo Martini. Sta alla pari di Arturo Martini, ne è un contemporaneo, un coetaneo, ma soprattutto è un grande colorista, un artista che vede e interpreta in maniera tutta personale artisti del calibro di De Chirico, Modigliani, Cézanne. Ritratti, nature morte e l'inedita produzione sacra, oltre 100 opere pittoriche, disegni, bozzetti, acquarelli, documenti e foto d'epoca in mostra al Bailo. La prima personale è del 1924 a Capesaro. Fa parte Ravenna di quella generazione di artisti che gravitavano su Venezia desiderosi di superare lo stile accademico del tempo ed aprirsi all'Europa. Con il trasferimento a Treviso
Treviso la natura, con le sue esplosioni di colori, entra prepotentemente nelle sue opere. Colori vividi e potenti e il boom economico che apre le porte alla ripresa del dopoguerra. Siamo negli anni 50, quindi dopo la guerra, nel pieno boom economico dell'Italia, un po' i prodotti della società dei consumi, di una nuova rinascita, e quindi in qualche modo lui, per quanto nella dimensione interiore si rifugi sempre più nella famiglia, negli affetti e negli amici, dall'altra parte è comunque attento ai cambiamenti in atto nella società italiana. Come ogni venerdì siamo alle previsioni del tempo per questo weekend, vediamole insieme. L'aria anticiclonica che ha favorito un prolungarsi della bella stagione su di noi ora mostra segni di indebolimento. Come si vede ed è evidente dalla carta, vedete che l'anticiclone si è spostato verso il nord Atlantico e da lì ne approfitta subito un sistema perturbato. Vedete che per il 15 già è a ridosso delle nostre Alpi. A seguire questo sistema perturbato ci saranno una famiglia di sistemi perturbati che da nord scenderanno verso sud-est e interesseranno in modo regolare tutte le nostre zone. Più in dettaglio su Treviso, su tutto il Trevigiano, per domani un cielo reso invisibile ma soprattutto dalla velatura, dalla foschia dovuta anche a qualche banco di nebbia. Per domenica invece ecco più gli effetti del primo sistema perturbato, quindi una nuvolosità maggiore, e dal pomeriggio, tardo pomeriggio, è possibile anche qualche isolata precipitazione. Poi una piccola pausa e, come dicevamo, da mercoledì comincia un tipo di tempo autunnale, veramente autunnale, con precipitazioni anche abbastanza diffuse e soprattutto anche temporalesche. I venti sono deboli, intanto da sud-ovest c'è un richiamo di aria umida, quindi ancora caldo, poi si pongono da nord-est, quindi cambia musica anche nelle temperature che per ora sono normali, minime intorno a 15, 16, 17 gradi, le massime 24-25 gradi. Dalla prossima settimana invece a stento le massime supereranno i 20 gradi. Per quanto riguarda l'Alto Adriatico, intanto è poco mosso, localmente mosso, poi con i venti da est diverrà mosso o addirittura molto mosso. È tutto. Sono state presentate le 21 tappe del Giro d'Italia 2024 che torna a parlare Veneto, in particolare nella penultima e decisiva tappa tra Alpago e Bassano, 4.200 metri di dislivello, 175 chilometri, coinvolte le province di Belluno, Treviso, Vicenza. Per una tappa senza precedenti, protagonista sarà in particolare il Monte Grappa, dove è prevista una salita di 18 km all'8,1% di pendenza media e punte del 14. E ora andiamo in montagna, siamo alle notizie di Belluno e provincia. Ci sono notizie importanti per la mobilità del bellunese. Dopo decenni torna una corsa diretta tra Roma e il cuore delle Dolomiti. Il nuovo treno si chiama Espresso Cadore. Sembrava una missione quasi impossibile e invece si riparte, complici il clima olimpico e una nuova concezione di mobilità. Dal 15 dicembre torna l'Espresso Cadore. Cioè del treno che partirà venerdì sera da Roma Termini, non da Tiburtina come il precedente, ma Termini proprio al centro di Roma, e che raggiungerà la mattina del giorno successivo, del sabato mattina, Calalzo di Cadore per poi raggiungere in autobus Cortina. Si riparte la domenica sera, sempre da Calalzo, l'arrivo nella capitale all'indomani. Decisivo il supporto della Fondazione FS guidata da Monsignor Liberio Andreatta, mentre il servizio sarà curato da Treni Turistici Italiani. I biglietti saranno in vendita dal 18 novembre. A bordo ristorazione Made in Italy, la possibilità di riservare posti bici, il noleggio e la ricarica e-bike, la prenotazione dello ski pass. Ma le novità non sono finite qui. A breve il ripristino anche della Freccia delle Dolomiti, il treno che collegava Calalzo direttamente a Milano, e quindi una ritrovata centralità della stazione del Cadore, perché non è solo la stazione di Calalzo, è la stazione del Cadore. Questo è un plauso alla Fondazione Treni Storici per aver creduto in quella tratta. Oggi a noi dei territori il compito di valorizzarla, di renderlo noto e di costruire attorno a sé tutta una serie anche di eventi che ne consentano maggiore fruibilità. L'ultima Freccia delle Dolomiti arrivò in Cadore nel 1999, un ritorno al passato che stavolta sembra guardare al futuro.
Il Partito Democratico di Belluno rilancia la scuola di formazione politica, 2 quadrimestri, relatori di primo livello per un confronto sociologico, storico e teorico sugli argomenti che diverranno documenti programmatici in vista delle prossime elezioni amministrative. Da ottobre a gennaio e poi da febbraio a maggio, appuntamenti quasi settimanali con ospiti illustri, docenti e accademici per formare i cittadini e i futuri amministratori di domani. Il PD di Belluno rilancia la scuola di formazione politica e sceglie un'immagine di Antonio Gramsci attualizzata dall'artista veronese Michele Ganzarolli per compiere una scelta in controtendenza rispetto ai metodi dell'avvicinamento delle persone nella società attuale. Sarà una formazione completa che verterà su moltissimi temi, dalla sociologia alla storia, a temi più tecnici e pratici legati anche al diritto amministrativo, all'energia, alle questioni delle aree interne. Stefano Allievi, Antonella Agnoli, Arturo Lorenzoni, Filippo Tantillo, per Marco Rosa Salva, Massimo Lanza, Silvia Viviani, Marcello Della Valentina e Valentin Lomellini saranno i relatori del primo quadrimestre della scuola. Tutti gli incontri si svolgeranno nella sede rinnovata del PD in via del Plebiscito a Belluno alle 20:30. Saranno gratuiti e aperti a tutti, pur se l'obiettivo è quello di fare centro nella platea dei giovani del territorio. Riteniamo che siano fonte di innovazione e novità e che possono dare un ottimo apporto anche alle politiche e alle amministrative del prossimo anno. La campagna di tesseramento è aperta e si chiuderà il prossimo gennaio. Collaborazioni sono in corso con associazioni e la rete degli studenti medi di Belluno. La politica copre la nostra vita a 360 gradi. È importante infatti che i giovani cerchino di portare avanti le loro idee, che non vengano calate dall'alto. Economia, storia e turismo, aziende ed istituzioni del territorio cadorino lanciano il progetto di un grande ecomuseo dell'Occhiale e si guarda anche alle Olimpiadi. È uno dei sogni che noi ci siamo proposti come museo, quindi prima noi ricordavamo nel museo ciò che hanno fatto i nostri vecchi e oggi noi vorremmo gettare le basi per quello che stiamo facendo affinché in futuro si ricordino del nostro operare e del nostro operato. Un'operazione sulla memoria, ma che vuole guardare lontano, mettendo insieme manifattura e turismo, industria e paesaggio. È partito dal Museo dell'Occhiale di Pieve di Cadore il progetto che, mettendo insieme soggetti pubblici e privati del territorio, ha come obiettivo la creazione di un grande ecomuseo dell'occhialeria bellunese. Un museo a cielo aperto che vedrà il coinvolgimento degli archeologi cadorini per studiare e valorizzare i resti delle prime fabbriche risalenti alla seconda metà dell'Ottocento, un patrimonio immenso che ha permesso la crescita di un distretto ancora oggi unico. C'è questo profondo legame tra la storia dell'occhialeria, il prodotto occhiale, e il territorio in cui è nato, l'ambiente di insediamento. Noi vogliamo mettere tutto questo a sistema. Occhialeria che si prepara alle Olimpiadi. Lo stesso Museo dell'Occhiale dedicherà un'area ai grandi campioni dello sport. Abbiamo tutta la squadra femminile di sci, dalla Coggia, della Brignone, della Fassino, cioè tutte le squadre sciistiche hanno donato le loro maschere, i loro occhiali, chiamiamole così, in preparazione di quello che saranno le Olimpiadi. Ci fermiamo, siamo in chiusura, dunque alle previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona serata con Antenna 3. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. L'alta pressione che fin qui ci ha accompagnato inizia a cedere lentamente. Prime avvisaglie del cambiamento del tempo da sabato 14 ottobre. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto foschie e nebbie locali in pianura e in qualche fondovalle in successivo diradamento. Seguiranno nubi irregolari alternate a schiarite, anche ampie. Dalla serata saranno possibili sporadiche e locali precipitazioni sulle zone montane. Temperature in lieve flessione, minime tra 12 e 15 gradi, massime sui 20-27 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Inizialmente bel tempo, durante il corso della giornata pioviggini sui rilievi, nella notte fino al mattino nebbie in pianura.
temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime sui 22-24 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato a tratti, in serata invece potranno verificarsi dei rovesci. Temperature minime intorno ai 10-13 gradi, massime sui 24 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.